Tra fiori, piante e profumi, domenica 12 ottobre, CIA Padova ha portato nel cuore della città la tradizionale mostra mercato di piante e fiori del territorio, Ghetto in Fiore, giunta alla 27ª edizione. Una manifestazione in collaborazione con il Comune di Padova e l'associazione Il Padova Ghetto, animata dalla presenza di oltre 5.000 persone tra cittadini e turisti, in uno dei quartieri più ricchi di storia. Agricoltori che portano le loro eccellenze agricole con un occhio sempre attento alla solidarietà. 27ª edizione, più di 20 aziende agricole coinvolte, la possibilità per i commercianti del ghetto di avere tantissime persone che passeggiano all'interno di questo bellissimo spazio della città, una modalità per far vedere il nostro lavoro, ma anche un modo per essere solidali anche con Anfas. Quest'anno abbiamo voluto dedicare e donare ad Anfas un po' dei nostri prodotti, delle eccellenze del territorio, proprio per unire quello che è l'agricoltura, il sostegno, la comunità e far vivere una bellissima giornata come quella di oggi alla città di Padova. CIA Padova infatti donerà alcuni prodotti tipici alle comunità alloggio di Anfas Padova di Corte Calando per persone con disabilità intellettiva e relazionale, in occasione del 30° anniversario di istituzione delle stesse. Siamo molto grati alla CIA per il pensiero che hanno avuto e che ci hanno, coinvolto in questa manifestazione. Non solo io, ma quanti operano nell'associazione. Riceviamo, devo dire, molto di più dai nostri ragazzi, per noi sono sempre ragazzi, di quanto noi non diamo a loro. In un territorio a forte vocazione agricola, eventi come Ghetto in Fiore sono un volano di promozione per le attività florovivaistiche, ma anche per i commercianti, e le istituzioni hanno un ruolo fondamentale nella loro valorizzazione. Ci piace molto perché l'idea di una città viva, sia con la presenza di turisti ma anche con gli stessi cittadini che si appropriano degli spazi pubblici, è l'idea di città che ci piace di più. Qui in Ghetto abbiamo i prodotti florovivaistici, quindi la possibilità per le aziende del territorio di essere per un giorno protagoniste in questo luogo così anche suggestivo e simbolico, e tutto questo ci permette anche di mettere in mostra i locali pubblici che sono qui presenti, quindi veramente un bel gioco di squadra. Questo permette ai nostri commercianti di avere una giornata di ulteriore attività e ovviamente anche agli avventori della manifestazione di trovare appunto i negozi aperti, quindi di fare uno shopping più variegato.